L'etichetta recita Paolo Leo Salento in purezza. Che cosa significa Salento in purezza? E dare la possibilità a tutti di sentire i profumi e i sapori della mia terra. Quindi è molto semplice, no? Siccome l'uva è un frutto, quindi se si riesce a prendere questo frutto e dare la possibilità di metterlo in bottiglia così nella sua naturalezza, noi diamo il Salento in purezza. Quest'anno festeggia i 10 anni al Vinitali. Che cosa significa essere qui in questo periodo? Mm, Io sono convinto che il Vinitali è sempre un trampolino di lancio per tutte le aziende e quindi stare qui è una presenza importante, si ha la conoscenza e la possibilità di avere il marchio evidente, la possibilità di fare assaggiare i nostri prodotti a tutto il pubblico che ci viene a visitare. Com'è cambiato l'approccio dei visitatori in questi 10 anni? Il giovane è molto più vicino al prodotto adesso, al vino, e ci sta molto interesse da parte dei giovani che si accostano al vino. È diventata una moda anche il wine bar nelle varie regioni in Italia, quindi c'è questo nuovo movimento verso il vino. Speriamo insomma che questo continui nel tempo perché la Puglia deve essere anche conosciuta con i suoi prodotti. Quali vini produce la sua azienda? Beh, noi siamo nella zona del Salento e produciamo in particolare il primitivo del Salento e il Negramaro del Salento, il Salice Salentino, che è la zona proprio vocata dove siamo noi, che noi siamo a Sandona in provincia di Brindisi, e quindi è la zona particolare delle uve rosse con indicazioni geografiche primitivo e Negramaro.